Ciao a tutti, niente, fatemi compagnia mentre apro questo. Meglio fare con la forbice, indubbiamente. Vediamo un po'. A me ragazzi della scatola non è che interessi granché, ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ormai sapete benissimo che c'è sta dentro, quindi non sto chiaramente a rielencarvi tutte le cose. Eccolo qua, stupendo veramente. I colori che utilizza Pokémon sono stupendi, veramente, nulla da dire. Apriamo. Solito contenuto. Ok, ce lo mettiamo qua. Diamogli 8 pacchi e tutto il resto, insomma, solite cose. Bene, e quindi andiamo un po' a vedere, no? Che cosa si va a trovare. Mi sistemo un attimo. Molto bene, andiamo col primo, il nostro Rayquaza. Stiamo un po' a vedere. E nulla. Secondo. Carte ovviamente super conosciute. Un classicone che non può e non deve mai mancare, giustamente. Pensate se fossero 8 pacchetti, 8 carte veramente rare, importanti, magari. Andiamo a vedere. Non troppi sulle verse. Ottimo. Ottimo. Next. Mamma mia. Oh. Vediamo se c'è qualcosa che mi può far saltare dalla sedia. Purtroppo la messa a fuoco non è il massimo, ma comunque queste qua già le sappiamo tutte più che a memoria. Di sotto c'è del nero. Noivern. Ok, carino. Siamo qua.
E la V, dai, almeno ce l'abbiamo. Faccio un attimo rivedere. Molto bello. Mi piace soprattutto quando le artwork escono dal bordo. Stupendo. E che il prossimo sia codice per i fiori. Un dialga olografico, stupendo, solo che non capisco che cosa gli sia successo. Vedete nell'angolo in alto a destra, è stato come... Beh, non sto a farvi vedere meglio perché tanto la risoluzione della fotocamera è terribile, però sì, insomma, la vedete benissimo che ha come qualcosa di strano. Pazienza. Giustamente. Pull ridotto e carte stampate da schifo. Ma andiamo avanti. Ci sarà la chicca? L'avranno messa la chicca qua dentro? Cerchiamo una hit, ragazzi, una hit. Una hit di fine estate, vediamo un po'. Reverse. E un cazzo. Perfetto. Ultimi due di questa lunga e lenta tortura. Pikachu reverse. E il nulla. Perfetto. Andiamo con l'ultimo. Diciamo che pull migliore non poteva esserci. Gettiamo con disprezzo sia bustina che codice. Oh, codice che non vi ho fatto vedere. Tac. Trick, non mi ricordo se l'ho fatto. Vabbè, giro perché tanto non cambia nulla. E andiamo a concludere questa bella bomba. Oh mio Dio. Il grigetto ce l'abbiamo. Vediamo se... Ok, è una V. Vediamo... Oh, è drago. Oh oh. Oh mio Dio. Non ditemi che... Oh. Oh, 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 oh. Oh sì. Molto molto bella, molto bella. Molto bella. Le alternative queste qua sono, secondo me, un'idea pazzesca che hanno avuto, inserire i Pokémon in un contesto così proprio di comunque un paesaggio inserito insieme a altri Pokémon anche bellissimi. Molto molto bello. Mi dispiace che la mia fotocamera non sia delle migliori qualità, però avete ben presente il tipo di carta, bellissimo.
Sembrava veramente... Oh, fatto apposta, insomma dietro non è male. Beh dai, possiamo dire che abbiamo concluso in bellezza, per fortuna. Oh, stupendo veramente. Eccole qua. Niente, grazie a tutti, spero insomma di avervi intrattenuto in qualche modo. Grazie, ciao a tutti.